Tutto pronto, lo starter che dice possiamo andare. Si va in partenza per la seconda corsa, sono 8 cavalli di 3 anni al via. Favorita Besame Muccio con Alessandro Gocciadoro, numero 3 dello schieramento. All'1 Boris Leone, Edoardo Baldi, 2 Beethoven Griff, Francesco Virzì, 3 Besame Muccio, Alessandro Gocciadoro, 4 Bella di Notte DL Manuel Pistone, 5 Bella Donna Dark Marco Volpato, 6 Brian Toro Antonio Di Nardi, in seconda fila 7 Brief Wise S Davide Nuti, 8 Bondo Jet Maurizio Cheli. Allenamento che si è completato, tende a ritrarsi Bella di Notte DL. Brian Toro cerca di prendere il comando dall'esterno, di dentro a lui c'è Bella Donna Dark che prova a scendere lungo i birilli, ma alla corda c'è la velocità da parte di Beethoven Griff che rientra tutti mentre sbaglia Bella Donna Dark. Beethoven Griff sbaglia Brian Toro, scusate. Bella Donna Dark è all'esterno di Beethoven Griff, il quale vuole mandar via. I primi 200 passati addirittura in 16. Tende a passare Bella Donna Dark nei confronti di Beethoven Griff, mentre Brief Wise S vola all'esterno del gruppo, va a portarsi all'attacco della battistrada, i primi 400 in 31,9. Insiste, tende a passare Brief Wise AS nei confronti di Bella Donna Dark, rimane così terzo in corda Beethoven Griff a precedere Besame Muccio, mentre all'esterno è rimasta Bella Notte DL. 46,7 per i primi 600 metri di corsa, Brief Wise AS in vantaggio, Bella Donna Dark seconda alla corda, avanza Bella di Notte DL trascinandosi Bondo Jet e Brian Thor, 15-1 davanti alle tribune, un parziale in meno di 30 sparato da Davide Nuti al comando con la sua Brief Wise AS. Bella Donna Dark che è già lì a guide mollate, che soffre per provare ad andarle dietro, scavalcata a metà da Bella di Notte DL che vorrebbe provare a scendere alla corda mentre sbaglia Brian Thor. La curva passata in 15,4, Brief Wise S che guadagna terreno, si è liberata ora Besame Muccio che prova a produrre il suo sforzo in mezzo alla pista, la dritto opposta alle tribune, passata in 15,1, 30,5 questi 400 metri, Brief Wise S in vantaggio, arriva però Besame Muccio e arriva molto forte la leva di Alessandro Gocciadolo che scavalca Bella di Notte DL e Bella Donna Dark che si porta in caccia della leader. L'ultima curva passata in 15,2, Brief Wise in vantaggio, arriva Besame Muccio che ha ancora un paio di lunghezze da ricucire, Brief Wise S che prova a ripartire, Besame Muccio che va all'attacco, Brief Wise che si difende da Besame Muccio, Brief Wise AS che fin sul palo si salva da Besame Muccio, per il terzo ancora Bella Donna Dark. 2,5 il totale, 31 la chiusa, il successo per Brief Wise AS, Davide Nuti alle guide per Holger Ehlert, i colori della scuderia Horses Our Passion, il successo della figlia di Donato Novere Garden Variety. Alla seconda uscita per il training di Holger Ehlert, l'ha vinta in partenza Davide Nuti, capendo che davanti Beethoven Griff e Bella Donna Dark non erano esattamente due frontrunner, ha spostato ed è andato a sfilare dopo 400 metri lentissimi, l'ha messa sul passo, 1200 in 1,30 circa, e successo portato a casa nei confronti di Besame Muccio che ha trovato da correre tardi e non è riuscito ad impensierire Brief Wise AS.